Buonasera, ciao. Francesco, come va? Ti trovo bene, in forma. Come stai? Tua moglie? Ciao, Daniela. Complimenti, anche te ti trovo bene. C'è una novità qua, il pancino. Chiamiamolo pancino, che è grande. Di quanti mesi sei? 7 mesi ora. 7 mesi. Quindi prossimamente ci sarà il piccolo Francesco che Dicembre nasce. e gennaio. No, Vabbè, no, ragazzi. Francesco, Tommaso. Tommaso, si chiama Tommaso. Salvatore, sbagliato. Salvatore si chiama il piccolo, ed è maschietto sicuro, al 100%. Va bene, Francesco, mi hai chiamato perché? Per fare qualche cosa a televisione, diciamo, mi piace fare queste prove. Intanto dobbiamo dire una cosa, che tu praticamente la tua unione con Daniela è andata a buon fine. Sì, sì. Ringrazio a Dio a quest'ora, siamo a 2 anni e 6 mesi. Che siete insieme? Ti ricordi quando abbiamo fatto il video? Sì, nella villa con la canzone, la fuga d'amore? Tutti mi ricordo, ce l'hai tutte puntate. Vabbè, ci accomodiamo? Sì, sì. Accomodiamoci, dai. Allora, Daniela. Perciò, allora Francesco, cosa mi racconti di nuovo? In tutto questo tempo che hai fatto? Tutto questo tempo sono stato a raccogliere olive, mi fece 10 giorni al lavoro. Tu comunque ogni volta che ti intervisto raccogli sempre olive, sei pratico. Ma la maggior parte, l'ultimamente quando ti viene a trovare a Marsala era tempo fa per la vendemmia. Ah, sì, mi ricordo. E raccolto di olive. Tu quest'anno praticamente stai facendo la raccolta delle olive? Sì, infatti perché ora siccome fa maltempo e tanto non si lavora perché diciamo, le terre sono un pochettino umide e non si può lavorare. Comunque devo dire una cosa, sei diventato famoso perché quel periodo lì, quando tu hai fatto le imitazioni, ti ricordi del cane, del gatto, praticamente tutta la provincia di Trapani ti guardava e ora ti guardano anche su internet perché sei presente anche su internet. Sì, infatti che ultimamente siccome diciamo c'è un amico mio che aveva il computer e mi venivo a internet e mi mette su internet. Quando mi ho visto... Ti sei visto su YouTube praticamente? YouTube, e infatti mi mise a ridere, poi mi mette c'era Lillo, c'era Peppe, tutte, che quando facevamo tutte cose di dai, sono bei ricordi questi. È un po' che mi piace perché ormai non lo so, mi piace sempre prima la televisione. Ah, sì, è normale. Vabbè, ma parliamo con tua moglie, Daniela. Daniela, allora, stai fumando? Vabbè, non ti preoccupare. A me non dà fastidio. Ti accomodi? Allora, Daniela, cosa mi racconti tu invece? La solita vita. Cioè? Nulla è cambiato. In questi 2 anni praticamente, Nulla è cambiato, mi dispiace che mi sta bene, mi soggira. Ora fa 7 mesi e mi auguravo che se lo godeva anche il suo nipote. Certo. E vabbè, purtroppo questa è la vita, purtroppo. Bisogna anche abituarsi. Beh, quello sì. Vabbè, allora Francesco, dimmi un'altra cosa. A forza di fare footing ci sei riuscito a procreare? infatti ce l'ho fatto. Quindi nascerà fra 1 mese e mezzo, Tra dicembre e gennaio. Tra dicembre e gennaio. Almeno se tutte cose vanno perfetto. Speriamo che viene simpatico come te. È importante, basta che cioè, i figli non hanno niente di particolare. Per chi è importante? Uno avere salute e tutte cose. Vabbè, Francesco, tu dimmi, tu praticamente per quanto riguarda le imitazioni, mi hai detto che sai fare sempre le imitazioni. Vuoi imitare qualcosa di diverso anziché gli animali oppure qualcosa magari che tu sai fare diversamente dagli animali? Perché ormai per gli animali ti conoscono, cane, gatto, pecora. Lo so, e ora siccome andasse a altre cose che lo conosco. Sai imitare, non so, qualche voce di uomo diversa o qualche voce di donna? Di donna. Una voce da donna la sai imitare? Guarda la telecamera comunque. Aspetta, come so che posso dire al camore? Qualsiasi frase, basta che sia una voce femminile. Aspetta, di femminile non lo so fare, vediamo se mi viene qualche cosa anche maschile. Anche maschile, con voce diversa. Anche, diciamo, cos'è? Sì, una frase praticamente nuova che è diversa dal solito. A volte mi deve credere quando sono da solo. Ti viene bene. Tutte cose perfette, certo. Però lo voglio fare io in diretta, certo. E alle volte Ti emozioni, vabbè, è normale. Come alle volte mi ammento io cose della mia testa, sì. in capo di un amico mio. Ma ti sei fatto crescere il pizzo comunque, Sì.
Una volta non ce l'avevi? No, Comunque è bene di stare. Ieri sera l'avevo così. E dove sono finiti? Mia moglie mi ha detto mi dà fastidio, levale. Dava fastidio a te o dava fastidio a A lei? lei perché la pugna... Cioè, nel momento in cui ti doveva baciare, giusto? Certo, tanto ne I baffi ti piacciono? A me no. Il pizzo? Insomma, non è che un granché comunque. Cioè, come? Lei dice, poi se ma che tu ogni mattina a spennare, a spennare a me, a spennare a te. Cioè, vabbè, comunque la faccia liscia ha detto un'altra cosa. Vabbè, è normale. Che ritiene giustamente ogni giorno andare sempre a farsi sempre la barba. Per cui non è che sia. Dimmi. Aspetta un attimo. Devo dare un saluto a un amico mio. Allora, guarda la telecamera e lo saluti. Allora, ciao Nino Maggiotta, ciao, che è detto Bulldozer, che ha fatto 36 anni e in questo momento è... Siccome, A raccogliere olive. no, è andato... Uva? No, Non raccoglie niente no, praticamente. e diciamo, deve fare un cancelletto per... La fabbrica cancelli praticamente. Sì, da videoteca di Peppe... Aspetta. Di Peppe Passanante. Ho capito. Che, Sempre di Campobello di Mazzara. sì, che infatti è vicino a un roggio. Vabbè, allora lo stai salutando in questo momento. Sì, sì. Infatti lui è un... Allora, digli ciao perché in questo momento ti sta guardando. Ciao. E infatti che lui mi ha detto fra 2 minuti indietro, mi deve fare un annuncio per me. Perfetto. E poi dice se no io mi arrabbio sotto il Certo. Vabbè, ritorniamo ora all'imitazione. Ci devi fare questa voce, giusto? Strana. Ti posso dire cose che soccio. Vabbè, però no a me, devi guardare praticamente i telespettatori, vai. Perché alle volte ci dico, oh Nino, ma che fa? Ma se tu fai una impastata, ma do cemento, quanto sacca di cemento mette in una impastata? Nino, ma allora, e a Nino ci c'è cartiera, Nino cartiera. Ora, ma tu ne sei paccamora? Cioè questa praticamente è una voce diversa dal solito, Sai, perché diversa da quella tua. diversa, sai, di quella mia. Infatti Si è che... notato pochino, ma comunque si è notato. Infatti che... Una voce ancora molto più diversa, più arrapata, diciamo. più arrapata, sì. Cartiera. Ora, tu ne sei, ne? Ma va a cogliere cartiera, tu ne? Perfetto, ora ci fai una voce sensibile. Sempre cartiera. Questa era una voce sensibile, giusto? Ora facci una voce sexy. Cartiera. Questa era una voce sexy, molto sexy, No, sì, ora cangiamo un altro tipo di di voce. Cartiera. No, tu ne sei, ne? Dimmi tu ne sei che ti invio dentro lo scatolo, ne? Ho capito. E questa che voce era? Questa è una voce... Un mixage. Sì. Un mixage di voce. Sì. Ora, c'era una volta Peppe Sevota che ballava su YouTube, come si chiama? Dove c'è la discoteca. Il cubo. Il cubo, come si chiama? Su cubo. Faceva il cubista praticamente. Vista. Dice che sto carriera a testa tutta, lo pigliamo un miracolo in terra. E poi dice tutto, dice, ma tu ne sei mucca? Dice, in ospedale. Certo. E chi lo miracolo dice tutto, dice, ma chi a ballare? Dice, da là, dice, ma curca che per stasera non ci puoi ir a ballare tu. Chi a travagliare, dice, un po' tu stare a perdere tempo con te. Certo. E così, diciamo, eravamo già fra amici, e così. Va bene, ok, cambiamo discorso. Allora parliamo con Daniela. Daniela, giustamente noi ha 2 anni che non ci vediamo. Ultimamente ci siamo visti lì alla villa quando tu e Francesco avete fatto il video. Che cosa è cambiato da 2 anni a venire a questa parte? Molte cose. Nella vita si aspettano tante cose. Certo. Ma qualcosa in particolare che a te ha fatto piacere che cambiasse? Tutto. Sì, ma elencaci magari qualcosa magari di eccezionale che per te... Cosa avevo detto? Non lo so, qualcosa che per te è stato importante. Intanto com'è stata questa convivenza in questi 2 anni? Buono. È stata buona. Avete mai avuto problemi, non so, litigi? No. Non litigate mai? Mai discussioni? Oddio, l'amore non è bello se non c'è il tricarello. Esatto, quindi litigate qualche volta. Per quale motivo? Per scemenza. Tipo?
Tipo a livello quando lui beve un po' di vino, io mi Ah, tu bevi? Ma vabbè, qualche volta così, ma non è che E cosa bevi? Vino solo oppure bevi altre cose? no, alle volte, diciamo, ogni tanto quando mi va, mi bevo un po' di vino, ogni tanto un po'. Anche per tenerti più allegro, diciamo, eh? No, non è che se- Tenere l'armonia in famiglia. non è che gli proprio una mia cara che cade in terra, no. Logico. Perché l'altra volta mi è successo un caso di questo, eravamo tre amici, andiamo fuori al paese. Cioè, venivo buono che gli guidavo la macchina, poi non capivo più niente di una posizione. Ma trovavo qua la febbre appesata andavo a braccio. Ok.